Siamo con Carlo Magri, presidente della Federazione Italiana Pallavolo. Presidente, cosa sono per lei le Kineriadi? Beh, sono chiamiamolo trofeo delle regioni, oltre anche, è uno dei fiori all'occhiello di questo movimento. Credo che sia una manifestazione unica, che poche discipline possano allestire una settimana di gioventù, di bellezza, di freschezza, ragazzi e ragazze. Direi che forse il top poi sono i familiari al seguito, è veramente una bella cosa, poi direi che si protrae da tanti anni e io credo che sia una manifestazione che in ogni caso, in ogni momento, difficoltà economiche o non, la federazione deve continuare a fare. In particolar modo questa 29esima edizione in Veneto, come le è sembrata? Una domanda scontata, perché me l'hai fatto questa domanda e io dovrei dirti male, invece è una manifestazione organizzata benissimo, lo sapevo, conoscendo l'abilità, perché non è la prima volta che si organizzano delle manifestazioni qua, veramente perfetta. Faccio i complimenti a Bilato, chi ha lavorato con lui, e devo dire che è andata forse anche al di là delle attese. Qualche partita giovanile l'ha vista, come le sembra il livello delle nuove leve in Italia? Ma il livello è sempre stato incredibile, io credo che gli italiani siano morfologicamente adatti a giocare a pallavolo, se no non sarebbero da circa 20-30 anni al vertice, non dico sempre vincere, ma sono sempre al vertice, a livello maschile e a livello femminile. Evidentemente la cosa che ho notato anche, c'era stato un po' di fatica a far passare la battuta in salto, bisogna avere coraggio, questo vale per gli allenatori di vertice ma ancora di più per gli allenatori di base. Ecco, noi dobbiamo avere coraggio perché gli italiani sono portati alla pallavolo. Grazie. È vero o non è vero?